Eccoci in diretta con l'approfondimento dedicato ai temi della salute. Oggi parliamo di indicazioni per un uso appropriato dei pronto soccorso. Saluto e ringrazio i miei ospiti, il direttore del pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Treviso Enrico Bernardi e Simona Brescianini, direttrice del pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Un tema, quello degli accessi ai pronto soccorso, ai tempi di attesa, ai lunghissimi tempi di attesa, ai tantissimi accessi che nel nostro territorio vengono effettuati. Oggi vogliamo spiegare e raccontare che tipo di accessi ci sono e quali sono le problematiche principali e anche un uso appropriato a questo servizio che ricordiamo essere gratuito. Intanto, direttore, cosa ci può dire rispetto all'afflusso di persone che arrivano in pronto soccorso? Buongiorno a tutti, se vogliamo magari vedere anche le slide così abbiamo un background. Assolutamente, ce li abbiamo. Regia, chiedo se possiamo far vedere i primi dati. Perfetto, allora la cosa importante da dire è che facciamo riferimento ai dati del 2023. Nella nostra US, quindi i nostri 6 ospedali, abbiamo avuto circa 300.000 accessi nel corso di quest'anno e circa 800 al giorno, quindi con un tasso di ricoveri di circa l'11%, cioè diciamo che un paziente su 10 viene ricoverato. L'importante è anche sottolineare come nel corso sempre dello stesso anno abbiamo fatto circa 2.400.000 prestazioni per un totale di più di 30 milioni di euro. Tornando a quanto diceva prima la conduttrice, è chiaro che i tempi d'attesa, i tempi di permanenza forse anche sono importanti da sottolineare in pronto soccorso, possono essere anche lunghi. Perché questo? Perché il pronto soccorso oggi dà, come abbiamo visto, tutta una serie di prestazioni che quando ho cominciato io, che ho i capelli bianchi nel 97, assolutamente non ci si sognava e non si poteva neanche dare. La permanenza media nei pronto soccorso era di un'ora al massimo, un'ora e mezza, e poi la gente o veniva ricoverata in percentuale nettamente superiore oppure veniva dimessa con qualche indicazione di massima, eccetera. Pensiamo che oggi un codice rosso, tutti sanno, dopo spieghiamo un po' meglio cosa vuol dire il codice rosso e giallo, ma i codici rossi, che sono i pazienti più critici, quelli che entrano già con come diciamo, con i parametri vitali alterati, cosa vuol dire? Con la coscienza alterata, con problemi respiratori molto severi o addirittura con segni di shock, cioè la pressione bassa, eccetera, con rischio magari di emorragia o anche di morte immediata. Questi sono i codici rossi per noi, quelli che vanno a finire magari in terapia intensiva, in cardiologia, eccetera. Questi pazienti hanno una stazione media al pronto soccorso di circa 4 ore e 40. Okay? In passato questi pazienti passavano per il pronto soccorso così rapidissimamente e poi andavano a finire nei reparti di destinazione. Oggigiorno facciamo molte più prestazioni, indagini radiologiche, di laboratorio, noi stessi facciamo molte prestazioni bedside, come si dice, ecografie, eccetera. I codici gialli, che sono, adesso se vogliamo vedere la prossima diapositiva, certo, che ci dà un'idea delle percentuali, come vedete i codici rossi sono circa il 3% dei nostri accessi, e rispetto al passato, pensiamo al pre-Covid 2019, questo numero è incrementato del 50%, dal 2% al 3%, che non è poco, considerato che abbiamo detto che abbiamo 300.000 accessi all'anno. Assolutamente. Okay. Ecco, per i codici gialli invece, che come vedete rappresentano il 25% degli accessi del 2023, ma il dato per il 2024 è del tutto analogo, abbiamo una degenza media in pronto soccorso di più di 5 ore. Perché? Perché questi sono pazienti che fanno magari esami ripetuti, pensiamo al dolore toracico, eccetera, e il nostro lavoro principale è quello di cercare di distinguere tra i pazienti che devono essere ricoverati e quelli che magari possono rimanere magari 24 ore in osservazione facendo terapie e così, e possono ritornare a casa, perché ricordiamo che il ricovero ospedaliero non è la panacea e chiaramente ci sono molti problemi derivanti dal ricovero ospedaliero non appropriato. Pensiamo ad esempio per gli anziani all'allettamento, al disorientamento, cose che magari poi non si possono più recuperare. Magari una persona che ha una certa età, diciamo 80 anni così, sfortunatamente si ammala di polmonite, ma prima andava a prendersi la pensione, si faceva le spese, viveva da solo a casa. Tante volte dopo il ricovero ospedaliero non riesce più
a fare questa cosa ed è costretto ad accedere a strutture, per esempio residenziali, case di riposo, così, il che rappresenta un po' una menomazione, se vogliamo. Certo, se è necessario si fa, ma per far capire che per noi è importante concentrarci su questo filtro, anche trattenendo i pazienti fino a 24 ore e lavorando un po' più diffusamente su aspetti di laboratorio e così. E anche vedendo come risponde il paziente magari alle prime cure invece che ricoverarlo direttamente. Certo. Ecco. Posso dirvi ancora un'altra cosa che ecco, rispetto all'epoca Covid non è cambiato molto, anzi forse c'è stata una lievissima flessione degli accessi, 3.000 in meno in un anno non è niente. Però i ricoveri rispetto all'epoca pre-Covid avevamo il 14% di ricoveri e rispetto a 4 anni dopo, cioè 2023, abbiamo ridotto il numero di ricoveri del 4%, il che in termini anche di lavoro significa un impegno molto più grande e questo, come vi ho appena detto, non è semplicemente legato anche a termini di risparmio, perché chiaramente sappiamo che abbiamo pochi letti eccetera e un ricovero ospedaliero costa molto, ma è soprattutto un investimento in termini di salute e di funzionamento globale dei nostri cittadini. Senta, se non le scoccia, io ritornerei al grafico che vedevamo prima in onda, perché vediamo su questo grafico a torta un bel 61% di codici bianchi ai pronto soccorso. Ecco, sì. 61% di codici bianchi e 11% di codici verdi, perché noi li mettiamo insieme. Questo perché? Perché per noi la differenza fondamentale è tra i pazienti a rischio, abbiamo già detto i codici rossi sono immediatamente a rischio di vita, i codici gialli hanno dei sintomi di presentazione che sono potenzialmente a rischio, non per morte immediata, ma magari per patologie severe, pensiamo all'infarto, pensiamo all'ictus, il trauma maggiore, eccetera. Invece i codici verdi e bianchi, teoricamente in base al nostro sistema di valutazione che si chiama triage, che è un sistema certificato regionale, che ha un corso ufficiale, c'è tutta una cosa molto studiata, sono pazienti che in teoria non sono a rischio di evolutività, il che non significa che non possano avere delle patologie anche gravi. Da questo spesso una fonte di contenzioso con i nostri utenti, diciamo, è questa, cioè perché io che ho questa cosa mi date un codice bianco, che sembra quasi un'offesa, uno schiaffo, mi date il codice bianco, no? Certo. Ma il concetto del triage, cioè del codice, non è visto meglio, visto peggio o non visto addirittura. Il concetto è che diamo la precedenza alla vista alle persone più a rischio, ma tutti vengono visti. È chiaro che, come abbiamo sentito prima, se i tempi di lavorazione si sono allungati molto nel tempo ed è per fare un miglior filtro e per dare le migliori cure al paziente, cose che in passato si facevano solo nei reparti, solo durante il ricovero, oggigiorno si fanno in pronto soccorso, è chiaro che tutto questo ha un costo in termini di tempo, di impegno e le persone spesso questo non lo capiscono, ecco. Passo a lei, direttrice Simona Brescianini, pronto soccorso ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Commentiamo questo grafico che grazie alla regia riusciamo a vedere sugli accessi al pronto soccorso. Stiamo parlando sempre di dati del 2023, accessi per giorno della settimana. Voi avete ovviamente un osservatorio privilegiato sulla questione. Stavamo parlando con il direttore appunto di questo aumento di accessi ai pronto soccorso, cosa ci dice anche sulla appropriatezza di questi accessi? Vediamo un 61% di codici bianchi. Allora, riguardo alla slide che stiamo presentando, quello che è interessante notare è che se nel corso della settimana potete vedere che mediamente l'accesso rimane abbastanza stabile, c'è un lieve picco di incremento degli accessi nel corso delle giornate, in questo caso la domenica, ma i festivi, che probabilmente riflette quello che è l'assenza dei medici della continuità assistenziale e quindi nel momento in cui un cittadino avverte una necessità di tipo sanitario, noi diventiamo prioritariamente quelli che è il referente primario. Il pronto soccorso è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e prendiamo in carico
tutti, non mandiamo via nessuno. Quello che stava dicendo il direttore Bernardi relativamente, perché sembrerebbe dal dato che abbiamo visto prima che i codici bianchi e i codici verdi possano essere degli accessi inappropriati. E in realtà a noi non piace utilizzare il termine accesso inappropriato, perché nel momento in cui un cittadino ha una necessità, un bisogno di salute, noi siamo erogatori di risposta in questo senso. Sempre relativamente anche alla slide successiva che ci fa vedere per esempio quello che è la distribuzione degli accessi, qui potremmo fare un ragionamento di più su quella che può essere considerata l'appropriatezza. Questo mostra, diciamo così, il numero degli accessi in base all'orario della giornata. Se vedete nell'orario tra le 7 e le 21, okay, sono gli orari nei quali c'è la maggiore ovviamente presenza di pazienti di accesso nei pronto soccorso di tutta l'azienda, un dato assolutamente trasversale e anche a livello nazionale. Che cosa è interessante vedere qua? Il pronto soccorso, il principio è questo, non è un'isola nel deserto. Il pronto soccorso lavora all'interno di un network di servizi, quindi per poter erogare, per poter offrire una risposta a questi bisogni di salute, noi facciamo affidamento anche sui consulenti, sui servizi, proprio perché, come diceva il dottor Bernardi, oggi noi trattiamo il paziente, il pronto soccorso è cambiato in maniera radicale, oggi ci lavorano dei professionisti che studiano e che fanno una formazione specifica per poter lavorare in pronto soccorso, ma ripeto, non lo facciamo da soli, lo facciamo appoggiandoci appunto a altri servizi e consulenti. Quella slide che fa vedere che durante la notte si riduce il numero degli accessi, lì forse si potrebbero identificare alcuni di quelli che potremmo considerare accessi inappropriati relativi, chiamiamoli relativi, legati al fatto che di notte, per quanto il pronto soccorso sia una fabbrica di salute, come tutte le fabbriche in alcuni orari lavora un pochettino con una potenza di fuoco che non è quella del pieno orario, come le aziende, come le fabbriche in generale. Quindi un accesso notturno, fatte salve ovviamente, quello che dicevamo prima col direttore, un accesso sanitario per una patologia emergente, quindi una necessità, diciamo così, di cure immediate, è assolutamente dovuto, venite in pronto soccorso. La patologia, quella dove di notte la risposta che può trovare non è quella ottimale, perché ripeto, non lavoriamo da soli, quello potremmo configurarlo come un accesso inappropriato relativo, per quella che è la nostra minor potenza di fuoco. Possiamo provare a fare degli esempi rispetto a questo, qualche magari patologia per cui viene considerato un accesso inappropriato o no? Vabbè, il no l'abbiamo capito, ce lo diceva anche il direttore Bernardi, quando comunque c'è bisogno di un intervento immediato, assolutamente. Assolutamente, sì. Penso, come penso sia successo a gran parte anche dei nostri telespettatori, andare in pronto soccorso per una necessità di cura, perché non si può risolvere nell'immediato. C'è un po' questa, anche forse una paura che fa arrivare le persone in pronto soccorso anziché aspettare il medico di base. Poi possiamo aprire anche tutto il dibattito sul medici di base, sulla mancanza di medici che magari portano, se poi mi correggerete se non è così, di più le persone magari a rivolgersi in pronto soccorso negli orari come vedevamo o nei giorni in cui non sono presenti. Certamente possiamo fare degli esempi se volete. Teniamo conto di quello che ha detto il direttore Brescianini, cioè stiamo parlando sempre di una relativa inappropriatezza, nel senso che il problema, dopo abbiamo preparato anche una slide dopo riassuntiva sull'appropriatezza, se volete possiamo vederla rapidissimamente. Fondamentalmente bisogna appunto distinguere tra quello che è l'emergenza, che non ha orario, quindi lavora H24, 7 su 7 come piace dire a noi, e quelle patologie o quei sintomi, perché le persone spesso vengono per un sintomo, non vengono per una patologia, poi dobbiamo cercare noi di inserire all'interno di un percorso, di una diagnostica o di una ipotesi diagnostica, meglio dire. Fondamentalmente il concetto è che in alcuni momenti siamo meno attrezzati per rispondere. Facciamo degli esempi, come diceva lei prima, il trauma isolato per esempio degli arti, magari insorto 1 o 2 giorni prima, la persona si presenta magari alle 10 di sera. Ecco,
Qui facciamo fatica, nel senso che la persona viene comunque vista, ma è capace che si tratti di attendere diverse ore e molto spesso il percorso che poteva essere fatto ad esempio anche tramite il medico di medicina generale, che ricordiamo i nostri colleghi sono sempre disponibili a vedere le persone urgenti, è chiaro che però non hanno a disposizione come noi dietro la stanza, non hanno la radiologia, il laboratorio, il consulente e quindi devono mandare il paziente in ospedale o a un'altra struttura diciamo convenzionata a fare le indagini così. Noi abbiamo questa possibilità, ma di notte è complesso perché ad esempio invece di avere, dico così, il laboratorio aperto H24 abbiamo il nostro tecnico, ma è uno solo, abbiamo il nostro tecnico di radiologia, ma è uno solo invece che 4 supponiamo, abbiamo il radiologo da solo che risponde per tutto l'ospedale, cioè diventa più complesso e anche i tempi di refertazione e di risposta sono un po' diversi e un altro problema potrebbe essere il paziente che ha la febbre da 2 ore e magari viene in pronto soccorso e sto facendo gli esempi parlando di, di cose che conosco e diciamo che magari non si è neanche preso la tachipirina o la persona che ha un doloretto, magari non parliamo in questa zona che sappiamo il dolore toracico bisogna venire subito così, ma magari un dolore o un bruciore localizzato alla parte bassa dell'addome e senza neanche prendersi magari un antinfiammatorio che uno ha sempre a casa qualcosina di solito, ecco, è chiaro che non possono avere la precedenza sull'ictus, sul dolore toracico o magari anche semplicemente sul fatto, ricordiamoci una cosa, che il pronto soccorso è una specie di corridoio. Tanta gente entra e tanta gente deve uscire, non è che deve stare dentro, perché sennò a un certo punto si intasa il sistema e quindi chi lavora durante tutte le fasce orarie deve prendersi un tempo anche per riflettere e dimettere le persone, cioè perché sennò la gente dice ma sono un'ora che aspetto e non hanno visto nessuno, sì ma magari abbiamo 20 persone da dimettere e quelle persone sono là magari da 10 ore o da 20 ore sono in osservazione e anche a quelle persone bisogna dare la possibilità di uscire perché poi c'è un limite fisico, proprio fisico, non è una scatola senza dimensioni, il pronto soccorso ha bisogno di avere delle barelle libere e comunque ricordiamoci che ogni persona che resta dentro da noi in osservazione piuttosto che in vista così, ha delle persone dedicate, non possiamo abbandonare le persone, no? Adesso non voglio fare esempi sgradevoli, ma cioè, non abbandoniamo le persone sulle barelle per giorni e anzi, noi in US2, devo dire ringraziare anche i nostri colleghi dei reparti, oltre che i colleghi del territorio, anche i colleghi dei reparti, perché in effetti siamo tra i fortunati e in Veneto non è sempre così, ad avere anche dei tempi per i ricoveri che sono abbastanza brevi, contenuti nell'ordine delle ore, ecco, delle massimo 7-8 ore massimo per avere il posto letto. Ci sono altre realtà del Veneto purtroppo in cui si arriva anche a giorni di attesa per un ricovero e quindi anche questo pesa ovviamente sulle dinamiche del pronto soccorso perché una persona ha bisogno sempre dell'assistenza di base per i bisogni di bere, mangiare, così l'infermiere che va a vedere il medico che deve rivalutare, insomma tutte queste persone chiedono attenzioni e le togliamo ovviamente a chi entra. È un po' un effetto domino, no? Ha capito perfettamente. Un effetto domino. Così. Direttrice. Esattamente così, è il problema della gestione delle risorse, parlando di quel 60-70% di accessi di pazienti che diciamo così non hanno, secondo il nostro triage in quel momento, un potenziale evolutivo del problema per il quale si presentano, ovviamente però tolgono in qualche modo risorse a quella che è poi invece la gestione del paziente in codice rosso, in codice giallo, quindi paziente che richiede diciamo cure urgenti, ma nel momento in cui queste risorse siamo tenuti in qualche maniera a distribuirle su un numero così ampio, è ovvio che rischiamo in alcune situazioni di in qualche maniera non riuscire a dare l'ottimale assistenza che dobbiamo invece a queste persone. Diventa anche una questione un pochettino diciamo di senso civico il fatto di pensare che scegliamo i percorsi giusti, perché come diceva il direttore noi abbiamo la fortuna tra l'altro che i colleghi medici di base ci sono, è vero, noi sentiamo gli utenti che spesso si lamentano, ma i colleghi ci sono, impostano percorsi come è corretto fare. A volte ci accorgiamo diciamo che è un po' l'utente che preferisce magari rivolgersi a noi, a volte perché ha paura
accennava lei prima, c'è sicuramente dopo il Covid in particolare probabilmente una maggior paura, in questo senso il timore per la propria salute, ce ne accorgiamo quotidianamente anche per il tipo di problematiche che oggi accedono al pronto soccorso più di quanto non fosse in epoca pre-Covid. Ma i colleghi medici di base ci sono, le risposte le danno, a volte probabilmente questa paura, questa necessità dell'utente di avere risposte che loro pensano siano più immediate rispetto a quelle programmate, ma in realtà non è la strada corretta da seguire. Ecco, se posso aggiungere su questo, anzi giustissimamente la dottoressa Brescianini ha lanciato questo tema fondamentale. Bisogna capire che c'è una differenza sostanziale tra quelle che sono le prestazioni erogate in urgenza e quelle che sono invece le prestazioni che vengono erogate in regime, diciamo, ambulatoriale programmato. Cioè va capito molto bene che la stessa tipologia di visita, la visita cardiologica, la visita neurologica e anche la stessa, la TAC, per dire, quella che noi chiamiamo la tomografia computerizzata, non sono le stesse se vengono fatte in urgenza o in regime programmato, perché per l'urgenza i colleghi specialisti si concentrano solo sul problema. Ha l'infarto o non ha l'infarto, ha l'ictus o non ha l'ictus, capite? C'è questa lesione o non c'è questa lesione? Invece se uno segue il percorso, se è possibile si intende, e se si segue il percorso magari programmato dal medico di medicina generale che ti programma l'ecografia fatta, perché facciamo un esempio banalissimo, se io faccio un'ecografia dell'addome a una persona che non è preparata, che entra dentro, mal di pancia, bene, gli faccio l'ecografia dell'addome, magari subito dopo aver mangiato, vedo un terzo di quello che vedo se invece la persona il giorno prima è stata leggermente a dieta, poi non l'ha bevuta, si è preparata un attimo per fare bene l'esame. E quindi è chiaro che se non ho un problema emergente è mio assoluto vantaggio, ma proprio in termini di risoluzione e anche di comprensione del problema, cercare di accedere alle strutture secondo i percorsi che sono i percorsi fisiologici dati per esempio dal collega della medicina generale che conosce il paziente, sa gli aspetti rilevanti, le patologie salienti, perché poi per noi quando uno arriva lì in pronto soccorso leggiamo le carte, però è chiaro che per noi non sappiamo bene qual è leggiamo tutto uguale, questo, ma non sappiamo se questo è ben sotto controllo, il diabete è sotto controllo, sì, sono anni che è sempre bene, e magari invece stavolta è la pressione, poi le persone con il passare del tempo, con l'età, la popolazione che grazie a Dio invecchia perché c'è benessere, si sta bene così, chi non ha almeno 2 o 3 problemi aperti? Certo. E difatti la medicina generale fa questo lavoro immane, e noi ce ne siamo accorti col Covid che per un periodo non sono stati disponibili, di gestire la cronicità, se no veramente sarebbe un disastro. Assolutamente. Abbiamo una persona al telefono, saluto e buongiorno. Buongiorno. Lei la signora? Adriana. Adriana, buongiorno, ci dica. Vorrei chiedere come si fa, perché ci sono dei codici bianco, verde e rosso. Sì. Come si fa a quantificare, cioè se i codici ci sono, come fanno? Può essere anche un attacco che magari non ti mettono in un angolo e magari hai una cosa importante, voglio dire. Ho capito, allora adesso facciamo rispondere alla direttrice, spieghiamo quindi meglio come vengono ma catalogate le persone rispetto ai propri bisogni. Se posso dire una cosa prima, è meglio che risponda il direttore Brescianini perché è anche uno dei responsabili a livello regionale di questa cosa, del triage, oltre che a livello aziendale, è istruttore del corso, quindi segue in maniera assolutamente in prima persona tutti questi aspetti. Quindi ho proprio piacere che risponda a lei a questa domanda che è frequente e ringrazio la signora per avercela fatta. Direttrice. Molto volentieri. Allora, perché il comprendere come funziona l'accoglienza dei pazienti secondo me è fondamentale. Allora, la premessa è questa. La Regione Veneto ha adottato un metodo, ok, per riuscire all'interno di questi 300.000 accessi l'anno, queste persone che si presentano da noi, riuscire a identificare in tempi rapidi. Il nostro triage dura 2 minuti ed è cosa ci permette di fare? Dobbiamo identificare all'interno di questi 300.000 persone quali, sulla base della modalità in cui rispettivamente li vediamo e di quello che loro ci raccontano dei loro sintomi, identificare quali
le persone che in questo momento hanno un rischio, diciamo così, legato a questo sintomo che ci raccontano, che questo possa essere la spia di una problematica acuta, grave, con un'alterazione già in atto e quindi a rischio vita immediato, oppure rapidamente evolutivo. Come si fa? Ci sta dietro una formazione capillare del personale infermieristico. Il triage è una funzione infermieristica. Il professionista che vi trovate davanti, quando arrivate al triage, raccontate il motivo per cui venite. Non è un infermiere, tra virgolette, qualunque, è un infermiere che ha seguito un percorso formativo pesantissimo, proprio perché si prende la responsabilità sulla scorta di quello che gli viene insegnato a fare, ok, di dire a un paziente: lei entra immediatamente, codice rosso, perché identifico delle alterazioni delle sue, di quello che diceva prima il direttore Bernardi, delle sue funzioni vitali, per cui io la devo vedere immediatamente. Oppure è in grado di dire: guardi, le attribuisco un codice di priorità, quindi quei colori che vedete sono delle attribuzioni di rischio sanitario. Rischio che cosa? Rischio morte imminente o comunque rapidamente evolutiva. E come lo fanno? Ripeto, c'è un metodo strutturato per il quale, attraverso la raccolta di dati anamnestici, per cui vedrete che vi fanno delle domande quando vi presentate al triage, sulla scorta di queste, diciamo così, di questi dati che voi raccontate, l'infermiere specializzato in questo compito vi attribuisce una priorità di rischio. C'è una ricaduta operativa sull'attribuzione di quel codice colore e la risposta operativa è che è ben codificato che per ogni codice colore c'è un tempo di presa in carico, per cui il codice rosso ha una presa in carico immediata, che significa che deve immediatamente essere portato all'interno e appunto stabilizzato e fare tutto quello che facciamo da emergenzisti. Quello è il nostro lavoro, è la mission del pronto soccorso. Stessa cosa per i codici gialli, i codici verdi e i codici bianchi. Torniamo all'argomento iniziale. Nessuno dice che sono accessi inappropriati, nel senso che non devono venire, ma all'interno di quei 300.000 pazienti che si presentano ci sentiamo confidenti di dire, applicando questo strumento, ripeto, di lavoro, ci sentiamo confidenti nel dire: signori, guardate, ok, in questo momento il sintomo che mi racconta, quello che mi dice, non statisticamente, c'è dietro la scienza, non sono cose che nessuno si è inventato, ripeto, sono associazioni statistiche di sintomi e di dati che mi fanno dire: questo sintomo in questo paziente potrebbe essere la spia di qualcosa di grave. I pazienti con un codice bianco o un codice verde, ripeto, che vengono in pronto soccorso, e vi ripeto, li vediamo tutti, cambiano i tempi della presa in carico. Tenete conto, e capisco la preoccupazione della signora che ha chiamato, che ci sono delle modalità di gestione anche dell'attesa e sono perfettamente codificate per poter garantire che anche i pazienti che rimangono in sala d'attesa per delle ore, perché a volte succede, si sta in sala d'attesa per le ore, non sono abbandonati, signora, mi sento di tranquillizzarla. E non sono abbandonati a se stessi perché? Perché anche in quel caso l'infermiere o altre figure che sono state identificate hanno il compito di andare a rivalutare a scadenze orarie questi pazienti, perché è vero che abbiamo detto che il nostro metodo testato, ok, difficilmente si lascia scappare pazienti con problematiche che possono essere gravi. È altrettanto vero che a volte i pazienti possono evolvere, quindi la rete di sicurezza passa attraverso avere a disposizione queste figure professionali che appunto rivalutano i pazienti. Nelle nostre sale d'attesa, sempre per tranquillizzare la signora, ci sono anche altre figure che ci danno una mano. Non sono personale sanitario, ma sono i cosiddetti, per esempio, gli assistenti di sala, a cui tutti si possono rivolgere, che girano tra appunto le persone in attesa, raccogliendo quelle che sono anche delle necessità di informazione, per esempio, no? Quindi ecco, in questo senso mi sento di tranquillizzarla. Speriamo di aver risposto dunque alla signora Adriana. Chiedo alla regia se per caso abbiamo un'altra telefonata in corso. Pronto? Sì, ecco, signora, buongiorno. Buongiorno, sono Cinzia. Io volevo raccontare un episodio che mi è successo l'anno scorso, che c'era ancora la pandemia.
però non era abbastanza così, diciamo, prorompente. Mi riferisco all'uso improprio del pronto soccorso, proprio perché c'era la pandemia, bisognava a mio avviso stare più a casa e seguire le direttive della dottoressa, ma purtroppo io ho avuto, come tante persone che purtroppo hanno avuto, una dottoressa che diciamo pilotava i suoi pazienti direttamente al pronto soccorso, quindi il pronto soccorso era straccarico di persone con banalissime influenze che poteva tranquillamente diagnosticare la dottoressa e purtroppo io dico siamo, perché quando poi io ho fatto presente al triage all'infermiera che mi aveva preso poi in custodia, perché io ero andata principalmente per mio figlio, avevo fatto presente che per questa banalità, che comunque vabbè io non sono medico, non posso saperlo, però bastava una semplice visita. Purtroppo l'infermiera purtroppo mi ha detto non è la sola signora, sono in tanti che i medici pilotano i loro pazienti qua e noi siamo pieni. Adesso è una cosa giusta questa cosa qua, una semplice visita che poteva benissimo dire suo figlio ha l'influenza, no, ti pilotano al pronto soccorso con quello che avevo una paura di beccarmi anch'io il Covid, nonostante avessi per carità mascherina. Però dico, questa cosa qua è giustissima, perché io al pronto soccorso ci vado proprio per estrema diciamo esigenza e soprattutto passo prima dalla dottoressa. Però dico, anche i medici dovrebbero, soprattutto in piena pandemia, ormai vabbè siamo passati, certo signora, vabbè, però almeno in piena pandemia dovrebbero sapere ste robe qua. Assolutamente, facciamo rispondere il direttore Bernardi. Allora signora, buongiorno intanto, grazie per la domanda. Guardi, la pandemia è stato un periodo un po' particolare nelle quali sono state prese delle decisioni sulla spinta anche un po' della paura collettiva, dell'emotività, e a me dispiace della sua esperienza, però conosco esperienze diverse anche, quindi potrà essere accaduto, questo ovviamente non c'è dubbio. È chiaro che magari lo stesso medico di medicina generale aveva la necessità di far fronte, supponiamo, a un gruppo di persone fragili, non so, anziani in casa di riposo, anziani in casa da soli, così, per i quali preferiva demandare il rischio di prendersi un Covid e quindi di stare a casa e di togliere l'assistenza a queste persone, e magari diceva, vabbè, intanto vai in pronto soccorso, fatti il tampone e poi vediamo. Io so che è andata spesso così, mentre so per certo, perché ho tantissimi amici che fanno i medici di medicina generale purtroppo della mia età, che insomma hanno seguito i loro pazienti lo stesso, sempre bene, chiaramente andando nelle case delle persone si rischiava di contagiarle, quindi hanno cercato di evitare di andare proprio a seguire le persone, magari giovani, come mi sembra dalla voce a lei, che avevano dei problemi respiratori acuti, ma non si capiva se uno chiama, insomma, difficilmente ha una patologia minacciosissima per la vita, quindi probabilmente il suo medico, dico probabilmente, non so, e quindi le chiedo scusa se sbaglio, avrà pensato, beh, è meglio che io stia dietro ai miei, scusate l'espressione veneta, ai miei vecchietti che hanno bisogno di essere seguiti magari un giorno alla settimana, e magari lascio che i ragazzi giovani vadano in PS, si fanno magari il tampone e dopo, se non hanno niente, insomma, guariranno lo stesso. È una questione di necessità. Dico io, probabilmente sbaglio, ma... Speriamo di aver risposto anche alla signora Cinzia. Si chiude così questa nostra prima parte dedicata all'approfondimento sull'accesso appropriato ai pronto soccorso. Io lancio la pubblicità, saluto i miei ospiti Enrico Bernardi, del pronto soccorso, direttore del pronto soccorso medicina d'urgenza all'ospedale di Treviso, e Simona Brescianini, direttrice del pronto soccorso ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto. Continueremo però a parlare di pronto soccorso subito dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio con il nostro approfondimento sui temi della salute con l'ULSS 2. Abbiamo salutato i direttori del pronto soccorso medicina d'urgenza di Treviso e dell'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto, e ora con me ci sono invece i coordinatori del pronto soccorso medicina d'urgenza dell'ospedale di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto, Denis Granzotto dell'ospedale di Treviso e Azele del TOE invece di Conegliano e Vittorio Veneto, per parlare più nello specifico anche di già i direttori ci avevano accennato di questo cambiamento dei pronti soccorso da, e correggetemi se sbaglio, mero studio di passaggio a hub vero e proprio, è così? Infatti ci colleghiamo agli interventi che ci hanno anticipato, parlando del cambiamento dell'approccio da un approccio tradizionale ambulatoriale che suddivideva solamente in branche, diciamo, di specialità l'utenza, a un vero e proprio filtro, che è anche il ragionamento che sentivo si faceva prima, no? Un approccio che voi chiamate tradizionale. Chiedo alla regia di mettere in onda anche la slide, così possiamo aiutare anche i telespettatori a seguire nel nostro discorso. E intanto inizio con il ringraziare di questa opportunità, che è un'opportunità che noi cogliamo in quanto è nell'interesse nostro come professionisti, ma anche del cittadino, venire, non dico formato, ma informato relativamente a quelli che sono i nostri servizi, in maniera che la loro scelta di afferire possa essere una scelta matura e consapevole, non tanto relativamente alla loro problematica di presentazione, ma consapevole, inerente a il servizio, come è strutturato e cosa posso incontrare, no? Questo chiaramente può abbattere anche così dei piccoli conflitti che si possono magari verificare all'interno delle nostre unità operative, che sono appunto anche di argomento attuale. E quindi, se per il passato, come abbiamo detto, era solamente un suddividere i pazienti, quindi un pronto soccorso dove il paziente principe, se così vogliamo definirlo, era un paziente traumatologico, quindi di ambito chirurgico, a molti eccessi di ambito medico, chiaramente seguiva un ricovero dove il paziente veniva studiato attraverso della diagnostica all'interno appunto di un percorso di un ricovero vero e proprio, con tutta una serie poi di criticità che nel tempo si sono latentizzate e che quindi hanno reso necessario una variazione e un cambiamento. La interrompo perché abbiamo una telefonata. Buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno signora, come si chiama? Allora, io sono Paola di Resana. Buongiorno Paola, ci dica. Volevo semplicemente intervenire per un episodio che mi è successo poco tempo fa. Praticamente io mi sono rivolta per 3 volte al pronto soccorso. Buongiorno. Sia quello di Campo San Piero sia quello di Castelfranco. E praticamente cosa succede? Sono andata al pronto soccorso con dei dolori atroci, da svenimento proprio, la gamba addormentata che non riuscivo a camminare, dunque poteva essere una trombosi, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, e mi hanno fatto cosa? Mi hanno fatto praticamente delle bombe, diciamo così tra virgolette, flebi, mi hanno dato morfina e sbattuta a casa. Sono andata a casa con dolori atroci, non mi hanno fatto né una lastra per vedere cosa avevo, una risonanza, qualcosa, niente, non mi hanno fatto niente. Dopodiché dovevo andare anche in bagno, mi hanno lasciata là abbandonata senza sedia, mi sono alzata pian pianino per andare in bagno e cosa è successo? Quello che dite voi nel pronto soccorso, e ci sono anche testimoni, e ho fatto presente anche al medico dove sono andata dopo, mi ha detto: ecco la miracolata. Se questo è il modo di comportarsi, visto che anch'io lavoro nella sanità, perché sono operatrice sociosanitaria, e si trattano così i pazienti, la gente deve saperlo come si comportano. Ho dovuto andare a spese mie a fare una risonanza magnetica, ho dovuto andare a spese mie
a fare delle lastre. Ho dovuto andare da un neurochirurgo a spese mie, che mi ha detto che è una vergogna che al pronto soccorso non mi abbiano fatto niente per 3 volte. Potevo rischiare una trombosi, potevo rischiare qualsiasi altra cosa. Adesso, grazie al pronto soccorso di Castelfranco e grazie al pronto soccorso di Campo San Piero, perché io sono di Vicenza, a Vicenza non penso che la soglia del dolore, se supera il 10, devono farti qualcosa. Grazie a loro ho la gamba ancora addormentata, grazie a loro forse devo subire un'operazione. Ringrazio tanto quelli del pronto soccorso e soprattutto quello che mi ha detto della Miracolata quel giorno, molto corretto, tecnicamente e tutto. Questa è la sanità. Signora, la ringraziamo intanto per la sua testimonianza e proviamo a risponderle nel modo adeguato. Granzotto, lei stava parlando di questo cambiamento di pronto soccorso che sono diventati dei veri e propri hub. Succedono anche queste cose? Ovviamente bisognerebbe entrare nello specifico della storia. Noi non credo che sia pressoché inutile dare un giudizio su il percorso scelto da altri per la signora della telefonata, che chiaramente poi fa degli appunti anche abbastanza specifici se vogliamo, e quindi si va male valutare sempre queste situazioni non conoscendole, anche perché magari avvenute all'interno di altre strutture, non solo come unità operativa ma anche come struttura, come ospedale, come presidio. E posso così magari invitarla a chiedere magari delucidazioni all'URP di riferimento dell'azienda, che sicuramente girerà così, non dico questo appunto, non questo reclamo, in maniera che si possa magari spiegare in maniera un po' più precisa. Certo è che quello che emerge dalla chiamata, non voglio giustificare nessuno chiaramente, però come diceva il dottor Bernardi prima, le attività che vengono fatte in emergenza-urgenza sono sicuramente diverse rispetto ai percorsi e alla diagnostica che viene eseguita quindi a livello di elezione. Per gli emergenzisti è molto importante escludere un rischio evolutivo, anche un rischio di vita a breve termine, no? Ed è anche per questo che, andando avanti con le slide, nei primi anni 90 poi si così instaurano e ci si organizza in un altro modello all'interno dei pronti soccorsi, come? Facendo entrare nelle aree di trattamento il paziente non tanto per ordine di arrivo, come al supermercato, come può capitare al medico di base, ma attraverso la codifica, quindi dando una priorità di accesso, abbinandolo a un codice colore, o in altre regioni d'Italia a un codice numerico, e quindi dando delle priorità diverse. Quindi abbiamo detto il codice rosso, quindi un accesso immediato, codice, adesso partiamo anche con il quinto codice colore, che va così a inserirsi tra il rosso e il giallo, quindi suddividendo tra i codici maggiori l'alto rischio dal basso rischio, e quindi associandolo a una serie di segni e sintomi che vengono riferiti dalla breve anamnesi del paziente all'infermiere di triage, che abbiamo capito che è un professionista deputato a quell'attività previsto dalle norme nazionali, e che ha seguito un percorso formativo serrato e specifico e certificato poi dalla Regione. Abbinandolo, come dicevo, a dei parametri che ci danno uno score numerico, e danno poi, insieme ai fattori di rischio appunto evolutivo, un codice colore. Questo era anche un po' per tranquillizzare la richiesta della signora di prima, no? Il nostro triage è un sistema che sovrastima di fatto, appunto perché nessuno in sala d'attesa possa andare incontro poi a una evoluzione negativa a breve termine. Abbiamo parlato di quel 60% circa, che sono i codici minori, 60, quasi di più probabilmente, no? E le norme della Regione negli ultimi 10 anni hanno previsto quindi una presa in carico già al triage d'accesso di questi pazienti, in modo tale che il tempo di attesa potesse diventare un tempo di attesa attivo e non semplicemente passivo,
e quindi già attraverso dei protocolli condivisi con gli altri servizi piuttosto che con le direzioni mediche ospedaliere, l'infermiere facesse fare già delle attività, e di fatto succede, al paziente nella fase così definita di attesa, in maniera che arrivi, passatemi il termine, prelavorato, predigerito alla visita medica nell'area di competenza, e di conseguenza si possa già stabilire quello che è l'esito del paziente, e quindi la dimissione se ha risolto magari, e quindi anche una condivisione poi col medico curante di quello che è stato il suo percorso, oppure il ricovero ospedaliero, perché si capisce che di lì a poco il paziente non troverà soluzione alla sua problematica, ed eventualmente un'altra attività core all'interno delle nostre unità operative, che è l'osservazione breve intensiva, dove possiamo ripetere della diagnostica, degli esami ematici, somministrare altra terapia e quindi dare appropriatezza non solo all'accesso ma anche poi al ricovero ospedaliero. Quindi una valutazione multiprofessionale, giusto Daltoè? Sì, esattamente. Come ci ha detto, come ci ha spiegato in maniera molto chiara Dennis, anche i relatori che ci hanno preceduto, stiamo assistendo ad un'evoluzione del team multiprofessionale che va di pari passo con l'evoluzione del pronto soccorso. Un team multiprofessionale che, come vediamo, è formato da quest'asse medico-infermiere e OS. E allora, per guardare nello specifico ognuna di queste figure professionali, partendo dal medico, come dicevamo anche nella prima parte, mentre una volta, qualche anno fa, il pronto soccorso era ad esclusivo appannaggio ed arruolamento del medico con la specialità in chirurgia. Adesso pian piano sono aperte le scuole di medicina d'urgenza, proprio per dare anche questa connotazione internistica del paziente, che non è più il paziente chirurgico traumatologico nello specifico, ma è un paziente nel quale l'acuto si erige su un substrato cronico di patologie. Quindi di pari passo anche la necessità di seguire in follow up questo paziente, ed ecco, come dicevamo, la necessità di strutture quali l'OBI, la medicina d'urgenza, non più un paziente che entra in pronto soccorso, viene visto all'interno dell'ambulatorio e presto giunge verso il ricovero piuttosto che la dimissione, ma permane in pronto soccorso per un determinato periodo, per effettuare questo follow up, per vedere il grado in relazione all'evoluzione dei quadri, le possibili terapie, il modo di affrontare appunto questi possibili quadri di evoluzione. Una figura di riferimento, cioè diverse figure di riferimento per cercare di seguire al meglio il paziente, ci sta dicendo questo? Esattamente, aggiungo di più, probabilmente la figura professionale che ha visto maggiormente questo cambiamento è l'infermiere, seguito a ruota, come si suol dire, dall'operatore sociosanitario. In questo senso vorrei fare due esempi. Insieme al dottor Ganazzotto prima abbiamo visto la possibilità, ad esempio, di attaccare il paziente nel momento del suo arrivo in pronto soccorso, in particolar modo per codici minori bianchi e verdi, con specifici percorsi di cura. Ecco, ad esempio, vorrei citarne due che la stanno facendo un po' da padrone all'interno delle nostre unità operative di pronto soccorso dell'azienda ULSS 2. I percorsi veloci, da un lato, in cui, vorrei fare un esempio proprio per essere quasi basilare in questa mia spiegazione, perché immagino che molti di coloro che ci stanno seguendo da casa abbiano già vissuto in passato questo tipo di gestione all'interno del pronto soccorso. Faccio un esempio, quindi. Sto tagliando la siepe e a un certo punto mi sento un corpo estraneo all'interno dell'occhio. Mi reco in pronto soccorso, dopo le domande di rito e l'assegnazione del codice colore, l'infermiere mi
mi può somministrare una terapia del dolore, quindi in base all'accettazione, la presenza di allergie o altro, e di conseguenza vengo subitamente inviato allo specialista oculista. Nel momento in cui ho effettuato la visita, ritornerò in pronto soccorso e l'infermiere ha la possibilità, qualora non necessiti di giorni di prognosi di convalescenza, di rimandarmi direttamente al domicilio con una chiusura amministrativa, si dice, del percorso. Ecco, l'altro percorso, parallelamente, faccio sempre un altro esempio. Sono un paziente sano, però è da qualche giorno che soffro di dolore addominale. Non ho dei fattori di rischio, per cui non vengo inviato alle aree di trattamento di urgenza nell'area rossa per definizione, quindi sono un codice bianco, un codice verde. Giungo al pronto soccorso e l'infermiere, dopo aver attribuito il codice e aver eventualmente, auspicabilmente somministrato la terapia del dolore, mi fa entrare all'interno dell'ambulatorio, in cui un infermiere e un OS prendono e avviano un vero e proprio percorso di presa in cura del paziente, per cui l'OS mi accomoda all'interno dell'ambulatorio, comincia a prepararmi per la visita, rileva i parametri vitali, effettua l'ECG. L'infermiera, ad esempio, può raccogliere l'anamnesi infermieristica, effettuare dei prelievi, l'ecografia infermieristica, piuttosto che altri tipi di esami, inviare un RX, effettuare uno stick delle urine. Ecco, nel momento in cui questo primo pannello di esami sarà pronto, viene introdotto, si inserisce in questo continuum il medico. Ecco che abbiamo in questo modo contratto e soprattutto trasformato il tempo di attesa in tempo di cura, in modo tale da avanzare la lavorazione del paziente senza farlo attendere inutilmente. Insomma, l'abbiamo visto in quest'ora che abbiamo passato in compagnia, come accedere al pronto soccorso con un uso appropriato dello stesso e anche i vari fattori di rischio, il triage. Con voi ci siamo soffermati di più sulla differenza, su come è cambiato il pronto soccorso e come stanno continuamente evolvendosi anche le figure professionali che ci lavorano all'interno. E dunque ringrazio i miei ospiti nuovamente, Denis Granzotto, coordinatore del pronto soccorso medicina d'urgenza dell'ospedale di Treviso, e Azele Daltoè, coordinatore del pronto soccorso all'ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto, per questo spazio che abbiamo dedicato appunto al pronto soccorso. Io appunto, ringraziando i miei ospiti, do la linea dopo di noi al film Marcia nuziale, regia di Marco Ferrari. Appuntamento poi ai telegiornali della sera. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.